oggi ufficio. Sono proprio innamorato di questo paesino. Allora, ti sa parlare, mettermi sempre il microfono qua. Kinlochmore, ricordati, se sei nelle Highlands, questo è veramente un paradiso per riposarsi, perché sei all'entrata di tutti i percorsi per Glencoe e c'hai tutto. È un paesino proprio con tutto, in più l'area camper qua corrente, arriva al fiume, c'è proprio il massimo, il massimo. Ci ho vissuto qua praticamente una settimana molto volentieri, proprio si è stati bene. Adesso sto qua ancora un paio di giorni e dopo mi sposterò in direzione Isola di Skye. Anzi, ci sposteremo, anche tu, voi che mi seguite, che mi guardate. Sono veramente innamorato di questo paesino, Fioi, ma non tanto per il posto in sé, che per carità è bellissimo, siamo nelle Highlands, siamo all'entrata della valle di Coe, di Glencoe. Però amo da matti, e questo è uno di quei motivi per i quali sono voluto venire qui in Scozia, il fatto che ti senti sicuro, sembra di essere in un altro mondo, sembra di essere in Polonia adesso, cioè non riesco a spiegarlo, a parole giuro non posso spiegarlo, la sensazione di pace e tranquillità che si respira qui, è una cosa indescrivibile. Credo che sia un po' anche nell'istinto delle persone, anche questo voler avere il tutto sotto controllo. Ne abbiamo parlato anche in quella puntata girata a Cloud, perché Cloud bene o male insomma è un po' Scozia. E lo vedi quando tutti ti salutano, quando la maggior parte delle persone del luogo ti saluta per strada mentre cammini, perché magari percepisce che non sei del posto. E questa è una cosa veramente molto molto bella. Mi sento integrato, accolto e sicuro, soprattutto sicuro. Cioè io adesso ho lasciato un computer da non dico neanche quanti soldi, col monitor, il tablet, tutto quanto sopra qua, per carità ovviamente ho chiuso, ma e ho preso e sono andato a fare la spesa qua all'alimentari, con una tranquillità indescrivibile, non dico altro. E poi mi chiedono perché sono ossessionato con questa Scozia. Forse sarei ossessionato anche con la nostra Italia se non l'avessero rovinata così, e non parlo sinceramente degli extracomunitari, di tutte le risorse che sono arrivate per distruggerla, perché l'Italia si stava distruggendo già prima. C'è questa mancanza delle pene alla fine, insomma, ecco perché è normale, anche un bambino se vede che c'ava la marmellata non che succede niente, c'ava marmellata la seconda volta non che succede niente, 3 e 4, ovvio che lui c'avrà tranquillamente la marmellata per tutta la vita. Poi gli altri bambini lo vedono, lo imitano, hai capito? Perché dicono, ah si può, cioè in teoria non si può, ma in pratica al massimo ti prendi una pacca sul culo, quindi hai capito? Qua no, qua hai visto se il tuo cane disturba o uccide un animale che sia selvatico piuttosto che una piegora, hai 60.000 euro di multa e un anno di carcere. Cioè rendiamoci conto ragazzi, rendiamoci conto. In più bellissimo anche leggere nei traghetti, in quei posti turistici dove c'erano i cartelli della polizia con scritto attenzione non infastidire la gente del luogo perché qua sono cazzi. Cioè non infastidire significa non fare alla gente scozzese quello che la gente italiana sta subendo in questo periodo. Quanto mi piace sto paesino, l'ho già detto una quarantina di volte, sì? È proprio la pace in terra, Dio caro, la pace in terra. Guarda, anche qua. No, i bambini che giocano nel parco. Dove sono gli spazzatori? No. Vabbè. Però anche se non ha queste preziosissime risorse ha un bel panorama, insomma, ecco, cioè, bisogna sempre trovare il lato positivo secondo me nelle cose. Guarda, in qualsiasi prato, boschetto che vai, le trovi sempre le bluebells. Sì, però ricordati che non si chiamano così, adesso il loro nome è un altro, cioè gli scozzesi le chiamano bluebells. Non ci credo, guarda cosa c'è nelle vie delle città. No. Cioè, pazzo, giusto per... vabbè, io non ci credo. Fuori a casa, che spettacolo. Questi qua che alzaro la guardia. Occhio, adesso hai visto che altro cane, vedi tu? Guarda come che lo punta. He's friend. Ah, really? Guarda qua, Caffè Kinloch, giusto per farti capire un attimo qua come gira l'ambiente. Drink caldi, zuppe e snack sono tutti benvenuti, paga quello che riesci a permetterti.
Cascatelle. Ecco, guarda qua, questa strada e il parcheggio sono stati regalati dalla British Aluminium. Ecco, ti ricordavo che questo è il paesino dell'alluminio. Una church. Che bello il parchetto del mio paesino. Sì, vabbè, solito discorso, manca gli spazzatori e le tende, però vabbè, non puoi aver tutto, dai. E non basta mica 5 mesi per vedere la Scozia, però vabbè dai, almeno le cose più selezionate le abbiamo viste e le stiamo vedendo. Qui per amor di precisione non stiamo visitando tanto il paesino, qui ci sto vivendo io perché di sì, perché seguo sempre i miei istinti e i miei desideri. Però qui siamo qui per via della zona di Glencoe, delle vallate, ok? Per quel motivo. E no, io no. Ah, mamma mia. Il discorso che vi facevo sulla sicurezza, parallelamente sta anche a raccontare un contesto di relax, di pace. Perché? Perché quando tu vivi in un ambiente ostile, inconsciamente e quindi di conseguenza anche fisicamente, ne parla chi soffre di contratture muscolari, sei sempre nella difensiva, ok? Sei sempre sull'attenti, ci sei sempre, non ti spegni mai, non ti spegni mai perché sai che spesso non puoi permettertelo, anzi a qualcuno presente, pur da attento, da non spento, gli hanno inculato il portafoglio dentro al supermercato, quindi per chi non sapesse fu a Gemona del Friuli. Fui uno dei primi perché poi iniziò la moda dei borseggi all'interno dei supermercati, mentre una volta insomma avvenivano nelle metro solitamente, no? O per strada nei centri affollati. Eccoci qua, trucco, c'è molto diuretico. Il problema è che non è che puoi farti la pisciatina qua, non siamo in centro a Roma dove pisciano e cagano in mezzo alla piazza. Sulle pissate e sulle cacate in centro a Roma trovi moltissimi documentari su YouTube, giusto così per approfondire. Io vi racconto la Scozia, lui vi racconta l'Italia. Ne avevo i ricordi e ora ne ho anche le conferme. Che qui la gente è, tra virgolette, passami i termini, felice di pagare care le cose perché in sostanza tutto quello che c'è qui, tutto quello che la gente ha funziona, cioè loro pagano per un qualcosa, c'è sicurezza, c'è pulizia, c'è bellezza, c'è cura dell'ambiente, c'è, c'è il paradiso non gratis, però è un paradiso. Attenzione che non venga frainteso, per paradiso intendo la situazione, non i paesaggi, perché i paesaggi insomma ne abbiamo di bellissimi anche noi in Italia, diversi ma altrettanto belli. Magari sbaglio, ma credo di vedere tante piante mai viste in Italia. Vedi come funziona qua, le cose le ricevi quando meno te l'aspetti, voglio dire, ero partito con l'aspettativa, avevo strasicuro al 3000% di vedere i cervi a Tinebrook, ok? Niente, cioè che deve essere il posto invaso dai cervi, tanto che c'erano appunto questi cartelli, tutti i recinti che spiegavano che sono stati fatti per ripristinare un attimo la vegetazione, eccetera, eccetera. E dove mi trovo il cervo? In centro, qua, davanti a una casa. E ora a sto punto a Londra mi troverò dentro al pub, non so. So che non interessa a molti, però io ho questa ossessione, anche condita da un bel pizzico di arrabbiatura, di vedere le lontre. Non le ho ancora viste. Sono stato all'isola di Mull che a leggere i cartelli e soprattutto, ripeto, per l'ennesima volta a vedere le migliaia e migliaia e stramigliaia di cacche di lontre che c'erano, e i granchi fatti a pezzi, le conchiglie, eccetera, eccetera. Doveva essere un'invasione, ok? Tipo vedere i piccioni. Non ne ho vista una. Sono andato nei posti più wild che c'erano in assoluto. Vabbè, all'alba no, però al tramonto e tutto quanto, niente. Guarda te, se uno deve mangiare pancetta, uova, patate fritte, insalata, pomodori e ananas. So, chi sei tutti? De chi sei tu, fiol? I bambini che giocano per le strade.
Guarda qua, a parte vabbè il solito ribadire che ti fanno il culo se disobbedisci alle leggi, qua c'è scritto che non puoi pescare la domenica, per gli altri giorni ci vuole comunque il permesso. Questa è una birreria nel senso che fanno le birre, vedi dentro, è attiva, proprio qua davanti al pulmino.